Siamo al Viale Emporium qui a San Leone dove, come vedete alle mie spalle, c'è il cantiere dei lavori che porterà i reflui dalla zona del villaggio Peruzzo al depuratore di Sant'Anna. Una questione molto importante che riguarda la zona balneare di San Leone, ma ovviamente le difficoltà e le perplessità sono tante, in quanto questo cantiere obbliga la chiusura di una carreggiata con tutte le ripercussioni del caso. Prima era stato utilizzato il doppio senso alternato di marcia con un semaforo che poi è stato tolto a causa, a detta degli abitanti della zona, dell'inciviltà di alcuni, in quanto nonostante il rosso molte autovetture si introducevano, facendo così creare delle lunghissime code. Questo è stato tolto il semaforo, obbligando il senso di marcia che porta le macchine ad uscire da San Leone a fare un giro molto più lungo, che porta a passare dalla zona del Vigneto per poi arrivare alla rotonda Giunone e quindi poi intraprendere il percorso che necessita effettuare. Questa mattina qui a San Leone è stata effettuata una riunione dei residenti e dei commercianti che hanno esposto le loro perplessità e soprattutto puntano l'indice contro la disorganizzazione che caratterizza questa situazione. Praticamente qui c'era un semaforo che doveva fare alternare il flusso delle macchine, ma a causa sempre al solito delle inciviltà di pochi ne stiamo piangendo noi residenti. Cosa è successo? Perché è stato tolto? Perché praticamente passavano con il rosso, tanto se ci passa il primo posso passare pure io, e quindi da questa parte si accumulavano file e cose enormi. Ora, se non si può fare con i semafori, ci mettono due persone che controllano il traffico. Non è che io per uscire da casa, che abito a metà da questo tratto di strada, posso fare il giro di San Leone, poi devo andare al Tempio di Giunone per ritornare al Viale Emporium al numero 11. Cioè è un'assurdità. Ci mettono due persone negli orari di punta, perché tanto è alle 2 quando scendono dagli uffici, da città degli impiegati, e alle 8 quando scendono di nuovo dagli uffici. Poi è finito il casino, ora non c'è tutta questa confusione, macchine non ce n'è. Ecco, tra l'altro era stato evidenziato il fattore che ci sono già delle parti in cemento armato che comunque potrebbero già essere carrabili. Beh, davanti a un cancello è stato fatto un piccolo intervento, cioè come vedete il tubo è stato piantato per i primi 20 metri, dopodiché coperto con sabbia. L'ultimo intervento che andrebbe fatto prima dell'abitomatura è la formazione del massetto, cioè la posizione della griglia elettrosaldata con un po' di cemento. Questo già sarebbe utile praticamente per ridurre le dimensioni del cantiere e permettere il passaggio regolato dai semafori. In questa palazzina abita un cardiopatico che in questi giorni è stato sottoposto per la terza volta a un intervento di bypass coronarico ed è in convalescenza. Se dovesse aver bisogno dell'unità operativa, non sappiamo quali possono essere le conseguenze in merito alla possibilità di essere tempestivi nell'intervento. Io ho un'attività commerciale e vendo biglietti della circolare, in questo momento la 2 non passa. Ieri mattina 12 ragazzi non sono potuti andare a scuola per questa situazione, anche perché non sono stati avvisati nei tempi e nei modi previsti.